Giovedì 30 maggio, presso il ristorante Darsena della Marina di Porto Levante, interessante incontro organizzato da Levante Fishing Club. Tema: la sicurezza in mare per il diportista. Dalle parole del relatore, il pilota Franzoso Matteo, l'importanza di questi incontri. Buonasera a tutti, sono Franzoso Matteo, un diportista, ho 50 anni, navigo da più di 30 e questa sera saremo alla seconda edizione di una serata dedicata alla sicurezza in mare per il diportista. Cercheremo di trasmettere quelle nozioni di fondo minime e di base perché il diportista possa viaggiare sicuro con i propri ospiti, con il proprio equipaggio, navigare con tranquillità, ma soprattutto imparare quelli che sono i fondamenti diretti di un minimo di checklist per affrontare un viaggio in tranquillità. Quindi evitare di dimenticare quelle cose di base che sono fondamenti per la sicurezza del proprio equipaggio: i salvagenti, i fuochi, le luci, il tipo di antenne, la comunicazione radio d'emergenza con gli enti a terra, le stazioni di controllo, i bollettini meteo, le carte nautiche, saper leggere una carta meteorologica e capire quando uscire e quando rimanere in porto. Spero che questa serata sia frutto e comunque un qualcosa che possa dare origine ad altri incontri tematici specifici che stiamo organizzando anche con Varisco Cristian, che è un comandante a CTV, e tutti i club locali, che invito ad invitarci a queste serate che sicuramente sono opera di proselitismo per la sicurezza in mare. Approfittando di lei, le chiediamo, voi siete molto sensibili anche al discorso dell'inquinamento, sappiamo che ci sarà un incontro per pulire le spiagge. Dal vostro punto di vista, com'è la situazione dalle nostre parti, nell'Adriatico, nei nostri mari, nelle nostre spiagge? La situazione, fortunatamente, con l'opera di sensibilizzazione che è stata fatta da tutti i vari club che sono attivi sul territorio, sta dando i propri frutti. Pian piano ogni anno vediamo che i rifiuti si stanno diminuendo come quantità sulle spiagge, ma purtroppo bisogna comunque continuare l'opera di sensibilizzazione su questo fronte, che è qualcosa che poi si riversa sul futuro dei nostri figli.